Venezia celebra oggi una delle sue tradizioni più antiche e poetiche, la festa del Bocolo, nel giorno dedicato a San Marco, patrono della città. Il 25 aprile si rinnova il gesto simbolico del dono del Bocolo, appunto, il bocciolo di rosa in veneziano. Alla base della ricorrenza una leggenda popolare, quella di Tancredi e Maria, figlia del doge, un amore segnato dal sacrificio. Il bocciolo, macchiato dal sangue del giovane guerriero morto in battaglia e consegnato poi all'amata, divenne simbolo di un legame eterno, tramandato nei secoli, come ci racconta Franco, fiorista di terza generazione a Mestre. C'era questo ragazzo di Ventura che è andato a fare le sue avventure, non quelle avventure che diciamo noi, ma quelle avventure di guerra, ecco, diciamo così. E questa rosa qui, che si è portato questa rosa a casa a questa ragazza che lei si punta a questa rosa, quindi ovviamente nasce sempre quel principio di sangue che quindi si va a ricordare questa storia. Oggi quel gesto conserva un forte valore simbolico, il bocciolo ancora chiuso rappresenta una promessa, un sentimento che cresce nel tempo. Si regala un bocciolo di rosa rossa, si regala un bocciolo di rosa rossa a un'amica, all'amante, alla moglie o anche, come faccio io, alla prima che incontro. Venezia celebra così non solo l'amore ma anche la propria storia e identità. Essendo del settore però sta scemando un momentino, come tutte le tradizioni. Credo che siano belle le tradizioni, almeno credo io siano belle perché vanno a rimembrare un qualcosa che c'è stato, senza andare poi a scavare chissà cosa, ma le tradizioni sì, dai, fanno anche divertire alla fine, fanno anche divertire. Il mondo è cambiato, ovviamente è cambiato tutto. Non in meglio purtroppo, non sta cambiando in meglio, quello è il guai. Quindi magari ne approfittiamo di queste semplici tradizioni.